Da 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 da. Eccola qua, Claudia Sgarbossa, tornata. Ciao. Qui a Due Chiacchiere in Cucina. Ovviamente siamo tornati tutti, tornati anche voi, perché vi abbiamo riconosciuto a uno. Abbiamo fatto Abbiamo fatto un po' l'appello. l'appello, c'è qualcuno di nuovo. Ovviamente siete sempre di più, quindi grazie veramente di seguirci tutti i giorni qui a Due Chiacchiere in Cucina. Allora Claudia, come va? Molto bene, tu come stai? Tutto bene. Bene, sì. felice di essere qui e di portare delle cosette nuove. Che bello, mi piacciono questi convenevoli. Sono queste cose, no? Perché in televisione uno dice ma dai, ma si sono visti per la prima volta? No, sono già ore che parliamo, ma comunque sono quelle cose che in televisione si fanno. Allora, noi siamo pronti per cucinare, voi sapete che ogni giorno vi regaliamo 2 ricette, o meglio i nostri cuochi vi regalano 2 ricette, 2 idee, 2 modi anche per condividere determinati sapori che magari non sapreste utilizzare. Sì, a volte sono anche ricette che già si conoscono, magari con delle piccole novità, delle piccole aggiunte, interpretazioni per così dire, e poi tu ci dai sempre delle notizie extra. Certo, inutili, no? No, anche utili. No, la cosa bella, stavo pensando l'altro giorno, che effettivamente magari, come dicevi tu, no? Queste ricette già sono conosciute, Sì. già magari si sono fatte. Sono della tradizione. Infatti, però riportarle alla mente è anche un modo per riproporle, perché uno dice magari se le ha dimenticate, ah è vero, potrei fare questa. No, ma è vero, perché sai, parlavamo anche tempo fa di queste ricette degli anni '80, no? Finite nel dimenticatoio, e la gente mi dice, ma sai che è vero, proprio a casa mia piaceva tanto questa ricetta. Vedi, perché non riproporle? Bisogna visto rispolverare. che nel frattempo avete fatto delle ricette che non sono piaciute magari come capita a me. Allora facciamo così Claudia, non diamo anticipazioni, sarà tutto una sorpresa dopo la pubblicità. Nel frattempo voi sapete che ci beviamo un bicchiere d'acqua buona, noi si brinda così e poi si comincia. Eccoci qui, pronti per cominciare la puntata di oggi qui a Due Chiacchiere in Cucina. Allora benvenute e benvenuti a tutti, ovviamente rinnoviamo il nostro piacere insomma di che siete con noi e soprattutto vi ricordiamo che c'è Claudia Sgarbossa, la nostra Clau in the Clouds. Presente. Senti, anche in questo periodo sempre in the clouds. Sempre più che mai, più nuvole. in the clouds che mai. Senti una cosa, però prima siamo partiti ovviamente col benvenuto e tutto quanto, ma non abbiamo dato un po' le anticipazioni di quelle che saranno le 2 ricette di oggi, quindi cosa cucineremo? Volevamo essere certi che tornassero e allora non abbiamo svelato nulla. Allora, questa prima ricetta è uno scherzo, no, non è vero. È una ricetta sana che secondo me in questo periodo un po' di, non dico detox, però magari un po' più di rigore. Ecco, ecco. diciamo così, di sensi Non di colpa, esatto. possiamo chiamarlo così. Non fa male, quindi questa sarà una ricetta molto sana, molto semplice, con un ingrediente che non ti aspetti. Faremo un pastel de vegetales, che è solo il mio solito vizio di chiamare le cose semplici in modo sofisticato. È una torta di verdure. Ah, ok, quindi un pasticcio, pastel sta per Pastel torta, vuol dire torta. Torta, Sì. ok. Insomma, facciamo anche lezioni di spagnolo, grazie a Claudia, vedi? ovviamente ci dà queste cose. Allora, cominciamo con questo, non Partiamo. diciamo nient'altro per dopo e vi diamo gli ingredienti che ci occorrono per preparare questo pastel de vegetales. Ti è? Questo Più o l'hai detto. meno. Sei diventato bravissimo. Vedi, 3 parole in croce, ma almeno le uso. Allora, serviranno 3 uova, 100 g di broccolo, 100 g di cavolfiore, mezza cipolla, delle noci, quanto basta, una mozzarella e 2 cucchiai di farina di mais. Questi sono gli ingredienti, pochi ingredienti, insomma, voglio dire, adesso in questa stagione in casa ci sono. Sì, assolutamente una verdura, anzi un fiore invernale. E pochi altri ingredienti, le uova ovviamente per legare e l'ingrediente che non ti aspetti in questa ricetta sono le noci. Infatti, perché effettivamente con cavolfiore, broccolo, così mai usato. Esatto, le invece noci. ci sta benissimo, la noce, ricordiamolo, ha un gusto assolutamente neutro, quindi non dobbiamo legarla per forza alle ricette dolci, ma sta benissimo nelle ricette salate, dà proprio quella componente croccante che va molto bene. Però vedi, Allora, la cosa che un po' stupisce, no, dell'utilizzo della noce in questo caso, di solito siamo abituati a legarla, che ne so, al gorgonzola, a dei formaggi gusti forti, molto stagionati, particolari o cremosi anche, invece in questo caso sarà legata alla freschezza, perché comunque il cavolfiore è vero che è un fiore o comunque una verdura invernale, ma
ma è molto profumata, è molto Poi fresca, il suo gusto caratteristico. E qua la noce andrà a dare il tocco crunchy, proprio la croccantezza, però andrà anche a dare tutte le sue qualità e le sue caratteristiche dal punto di vista nutrizionale, per bilanciare perfettamente questa ricetta, che ha una componente proteica, che sono le uova, ma ha una componente vegetale molto importante, e quindi diciamo che è proprio quasi la ciliegina sulla torta. E tra l'altro la cosa che mi fa ridere, quando si parla di cavoli, no? Effettivamente uno dice, vabbè, saranno i cavolfiori o il cavolo cappuccio. O saranno i cavoli miei. Anche quello. No, tu pensa, adesso te li dico tutti, attenta, cavolo bianco, Sì. che è quello che stai usando tu, il Sì. cavolfiore bianco. Il cavolfiore rosa, Sì. ok, viola, scusate che c'è anche quello. Poi c'è il cavolfiore, il cavolo cimoso o broccolo romanesco. Sì, che è quello che sembrano degli alberelli di Natale. Sì. Poi c'è quello riccio che stai usando tu, quel broccolo lì, tutto bello riccioluto, cose. Poi c'è il cavolo cappuccio verde, cavolo cappuccio rosso. Tra l'altro ho scoperto che il cavolo cappuccio verde, ok, praticamente ha un contenuto di vitamina C superiore alle arance, quindi se avete il raffreddore, cose varie, o per prevenire che sono i mali di stagione, più che le arance mangiate il cappuccio verde. O lo mangiate così, o fate anche un bel estratto. Ti interrompo solo Sì? un secondo, perché io vado ad infornare semplicemente le mie verdure, la cipolla, i broccoli e il cavolfiore per 15 minuti, in modo tale che si ammorbidiscano leggermente, senza condimento. L'abbiamo detto che era una ricetta leggera. Senti una cosa, la cipolla l'hai messa tagliata a metà? L'ho tagliata a quadrotti, A poi quadrotti. vedrò come distribuirla nel mio impasto, perché andrà tutto proprio messo, diciamo mescolato insieme, Leo. Io vado solo ad Ok. ammorbidirmi le mie verdure. Hai fatto bene a citare tutti questi tipi di broccoli. Aspetta, perché ne di mancano cavoli. cavolo verza, cavolo nero toscano, il cavolo cinese che io non Sì. conoscevo, i cavolini di Bruxelles e i broccoletti. Il cavolo cinese non l'avevo mai... Il cavolo cinese è anche molto buono, molto molto buono. Allora, non l'abbiamo usato qui una volta? Secondo me sì, per fare qualche ricetta orientale. Magari l'abbiamo chiamato in qualche altro modo. No, dicevo che in questa ricetta, se riuscite anche a trovare dei cavolfiori colorati, c'è quello viola, c'è quello giallo C'è quello intenso, giallo anche, sì. l'effetto finale sarà ancora più bello. Quindi diventerà sì una ricetta sana, ma anche una ricetta colorata e bella E allegra. tra l'altro al supermercato si trovano a volte in alcuni supermercati proprio le vaschette con i cavolfiori già puliti, già preparati, Le con i tre cimette, colori, sì. quindi se non avete neanche Attenzione, il sì, tempo. perché comunque sono verdure che si guastano velocemente. Se tu vedi la cimetta Sì. ogni tanto si segna, quindi è sempre bene comprarle belle fresche. Allora, tengo da parte la mozzarella, che andrò ad aggiungere proprio alla fine della ricetta, e vado a sbattere in una ciotola, che non avevamo Eccola ancora lì. introdotto. Ci mancava Cara la amica ciotola. di Claudia, Esatto, le mie uova, che appunto abbiamo già detto serviranno a legare, sono anche la componente proteica della mia ricetta, quindi 3 belle uova, e la farina di mais. Allora, ho scelto la farina di mais perché anche qui la granulosità e la croccantezza è comunque diversa rispetto a un altro tipo di farina. Potete anche usare una farina normale, però mi piaceva anche l'idea un po' del colore giallo. Quindi io adesso... Che poi effettivamente anche cioè è un piatto semplice, è un piatto che all'apparenza comunque è un piatto povero, per Anche una sorta di svuotafrigo che ci Infatti, piace sempre citare molto, però no? perché non inserire quelle che sono le caratteristiche che completano un piatto, tipo l'elemento della masticabilità, no? Quindi il crunch delle noci e anche questa texture particolare data dalla farina di mais. Esatto, allora vedete, quando escono dal forno le nostre verdurine saranno non troppo morbide, perché anche qui la consistenza a cui accennavi prima è importante, però saranno già leggermente cotte. Perché? Perché poi avrà bisogno di essere infornato per pochissimo tempo. Allora aspetta un attimo, ripetiamo, tu le hai messe in forno senza nessun tipo di condimento, quindi senza sale, senza olio, senza nulla, per quanto tempo? Per 15 minuti, 15-20 minuti, dipende anche quanto sono grandi le vostre cimette. Sempre sui 180 gradi. 180 Ok. gradi. Quindi adesso io vado ad aggiungere le noci, magari ne tenete 2-3 da parte per finire il piatto, ok? E vado ad aggiungere
le mie verdurine, ok? Se volete tagliarle magari in pezzettini più piccoli, ma saranno proprio, non saranno frullate, troverete proprio una specie di sformato, insomma pasticcio, possiamo chiamarlo in tantissimi modi. E quindi non ci resta che aggiungere le verdure alla pastella, mescolare, poi verseremo, Leo, poi ti lascio magari introdurre qualche altro argomento, verseremo metà di questo impasto sul fondo della pirofila, alterneremo con un po' di mozzarella, ma può essere qualunque altro formaggio a pasta filante, e poi lo finiremo con ancora delle verdurine e lo metteremo in forno. Allora, nel frattempo, se avete qualcuno che sta cucinando con voi, fate imburrare la pirofila. O ungere, esatto. E poi la buttate anche un po' di farina di mais. Questo per fare la crosticina e per non far attaccare, semplicemente. Allora, la cosa importante dei broccoli, o comunque di tutta la famiglia dei broccoli, delle crucifere, vero? Esatto, esatto. A parte che sono stati importati, voi lo sapete, insomma, dagli Stati Uniti verso la metà del XVI secolo, quindi con la colonizzazione del Centro America e poi del Nord America. Questo ha portato il pomodoro, ha portato il mais e anche il cavolfiore. Tantissime verdure che erano da noi sconosciute. Allora, noi diciamo sempre che non si deve buttare via niente del cavolfiore, però state attenti ad una cosa, nel senso si mangia il fiore, ovviamente la parte bianca o la parte viola, dipende quale scegliete, e le foglioline si possono mangiare, anche il gambo. Tutto si può mangiare, esatto. Fate solo attenzione a una cosa, se siete sensibili a livello di digestione a questo ortaggio, ovviamente trattenetevi magari dal mangiare questa parte perché è leggermente più pesantina, però se non avete sensibilità sì, non c'è nulla di nocivo, diciamo, anche gli scarti si possono bollire, si possono fare in decotto, si possono fare in estratto, insomma, diciamo anche prima è buono crudo, ha delle caratteristiche molto benefiche. Beh, antiossidante per esempio, esatto. Si parla tanto di antiossidanti. In una ricetta così diventa anche leggermente appetitoso. Senti una cosa, quindi tu hai messo verdure, ovviamente seguendo anche uno schema magari visivo oppure casuale? No, io assolutamente casuale. Adesso questa pirofila che ho scelto è leggermente troppo grande, una dimensione un pochino più piccola, altrimenti semplicemente aggiungete un uovo in più se volete usare una pirofila di queste dimensioni, semplicemente perché così riuscite a fare un bello strato di verdure sotto e poi vedi le fettine di mozzarella che andranno a fare quel cuore filante che troveremo poi una volta che uscirà la nostra torta pastel de vegetale. Se adesso vari strati fai due strati, adesso vado semplicemente, guarda Leo, a coprire con le verdure che mi sono rimaste. Poi l'uovo leggermente in cottura, tu sai che gonfia, quindi andrà a incorporare, diciamo, tutti questi ingredienti. Andrà a fare un po' di crosticina perché c'è anche la farina di mais che aiuterà in questo senso, ma è solo un collante, una cosa che ha legato gli ingredienti insieme. I protagonisti assoluti di questa ricetta sono i cavoli e i broccoli, quindi noi adesso abbiamo questa sorta di sformatino pronto per essere infornato. Ok, non ti metti un po' di mozzarellina sopra? No, l'unica cosa che farò, perché hai notato non ho Ricordati aggiunto, il sale. Esatto, lo aggiusto un po' di sale e di pepe. Se non volete dimenticarlo potete anche salare i cavoli e i broccoli prima di comporre la ricetta. Io sono sempre un po' scarsetta di sale, lo dico per chi ci segue da poco, perché amo proprio il gusto delle cose. Quindi a casa mia questo si mangerebbe senza sale, perché ci piacerebbe l'idea di sentire proprio solo il gusto dei broccoli, c'è già la dolcezza della cipolla, però capisco che non sia così per tutti. Il pepe qui ci sta molto bene, quindi una bella macinata di pepe. Il nostro sformato è pronto per andare in forno. Quanto andrà? A 180 gradi per 15-20 minuti, in questo caso lo metto ventilato. Perfetto, così fa anche un po' di crosticina ed è esatto. buono. Allora, mentre il tutto va in forno, io vi ricordo una cosa che effettivamente può essere furba, se si diceva no, una ricetta che può essere detox, che può essere anche per chi vuole un attimo riprendere il proprio regime alimentare dopo eccessi. Pensate che il cavolfiore, ma c'è anche la farina di mais che ha lo stesso effetto, riempie molto, quindi regala sazietà in pochissimo tempo e quindi potrebbe essere. Abbiamo detto che era una ricetta escamotage. antisenso di colpa, quindi se volete lavarvi la coscienza
preparate questa ricetta e... No, ma poi possono anche interpretarla con tante altre verdure. È proprio un'idea per far mangiare le verdure, perché secondo me tutto quello che poi esce dal forno, che è gratinato, che ha un cuore filante, è già più invitante. Ed è un ottimo modo per utilizzare le verdure che magari stanno passando in frigo. È vero che poi il forno gli ridà anche un po' di vita. Allora facciamo così, noi continuiamo con il nostro programma, aspettiamo il forno, vi diamo i nostri consigli come sempre arrivati a questo punto e poi andremo a vedere la ricetta finita.